Intervento oggi di Girgenti Acque in via Giovanni Lombardo a Favara, dopo la segnalazione del cittadino Gaspare Stagno che lamentava la presenza di acqua all'interno del suo magazzino. Gli operatori della società che distribuisce il servizio idrico in città hanno programmato un intervento nel primo pomeriggio. Se non scaviamo, ci dice geometra Paolo Criscimanna, non possiamo capire l'entità del danno e di chi sia la competenza. La cosa che abbiamo notato è un pozzetto rotto che sicuramente sistemeremo. Insomma, si spera nella soluzione del problema a breve termine, un problema che a detta del proprietario dell'immobile persiste da oltre 5 anni. È inammissibile che per anni si registri questo problema e che il cittadino, esasperato per via dello sballottamento da questo e quell'altro ufficio, venga costretto a denunciare pubblicamente lo stato di disagio in cui vive per veder risolta la questione. Sicilia TV non abbasserà la guardia sul problema fino a quando chi di competenza non provvederà a sistemarlo, sia esso il comune di Favara o Girgenti Acque.